Io saluto la nostra prossima ospite, Federica Sandi, consigliere segretaria dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. La ringrazio per essere qui con noi ancora una volta. Buongiorno Federica. Buongiorno a voi. Allora Federica, in questo spazio volevamo parlare e tornare sul caso che davvero ha fatto tanto discutere e ha smosso in qualche modo anche la politica, quello delle presunte denunce di molestia. Poi di fatto una denuncia sola è stata presentata, le altre sono state così diffuse e anche rese fruibili attraverso gli organi di stampa legate alla adunata nazionale degli Alpini. Si è discusso molto e allora con lei, con l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, vorremmo cercare di capire qualcosa in più rispetto a quello che è successo. Partiamo da questo: quando una molestia può diventare violenza? È un tema complicato e non facile da trattare, nel senso c'è la parte legale, nel senso cosa la legge dice che quando una cosa diventa molestia, e c'è la sensibilità individuale che può essere molto diversa da individuo a individuo. Può esserci la persona fragile che porta in sé una storia difficile, che magari si attiva con poco, oppure perché è abituata magari in famiglia a cose forti normalmente, certo, che magari non vede come molestia neanche la cosa più estrema. Quindi, ecco, secondo lei da che cosa è nato questo grande polverone che addirittura ha portato a mettere in discussione uno sfilamento storico come l'adunata nazionale? Sì, mi dicevano che c'è anche una raccolta firme che sta ricevendo grandi numeri, insomma. Sì. Io distinguerei appunto l'azione politica, che magari può essere, qualcuno ha visto come l'occasione per portare al grande pubblico, alla popolazione, una problematica come la difesa delle persone magari più fragili, o la difesa dei diritti di tutte le persone, e quindi chi ha scelto una battaglia politica da chi effettivamente si è sentito minacciato e sente di avere bisogno di una tutela personale. Quindi credo che ci siano entrambe queste vie in questo momento in atto, pensando anche che ci sono, a volte mancano leggi che tutelano le persone che subiscono una violenza sia verbale. Pensiamo che in Italia non mi risulta che ci sia una legge ben definita sul mobbing. E quindi molti sono ancora i contesti di vita delle persone che legislativamente devono essere tutelate, quindi può essere un modo per arrivare anche a questo. Quindi vedo entrambe le parti. Che cosa è cambiato secondo lei? Il movimento Me Too, di cui abbiamo sentito tanto parlare, culturalmente secondo lei che spinta ha dato anche a una sorta di emancipazione nuova delle donne? Perché insomma quello che è accaduto all'adunata nazionale degli Alpini insomma, sappiamo essere accaduto in tantissime altre situazioni, voglio dire, pensiamo anche a donne che possono essere verbalmente molestate andando a vedere una partita di calcio, perché magari i sentimenti così, gli umori sono particolarmente agitati. Ecco, che cosa è cambiato però secondo lei culturalmente? Credo che le donne adesso si facciano più domande su cosa è lecito o non sia lecito accettare, e questo sicuramente è un passo importante, perché magari culturalmente tutto prima poteva essere considerato lecito all'interno di una cultura di vecchio stampo, diciamo. Adesso le donne si chiedono cosa sia lecito e cosa non lo sia. Ed è importante portare le persone, quindi non solo le donne, le persone a pensare a questa cosa sin da bambini, sia da piccoli, attivando un pensiero critico su quello che ci succede, e aiutare anche le famiglie ad avere una relazione con i propri figli che faccia vedere il rispetto. Perché troppo spesso ci sono ancora bambini che vivono in contesti familiari in cui le urla, le offese sono all'ordine del giorno, e quindi è difficile capire lì se è lecito o non lecito qualcosa. Quindi lei dice anche che certi atteggiamenti che possono essere accaduti in una situazione come quella dell'adunata nazionale possono nascere anche da certi contesti in cui magari queste persone che si sono appellate, si sono rivolte in quel modo a delle donne, possono aver respirato, voglio dire, in contesti familiari. Quindi da qui torniamo un po' all'importanza di contesti in cui il rispetto
insomma, diventa la base su cui costruire una relazione sociale. Assolutamente, il rispetto e la capacità di mettersi nei panni degli altri. Se io mi metto nei panni degli altri, che è difficile farlo, perché lo vediamo anche sull'uso dei social in cui si spara a qualsiasi cosa senza pensare alle conseguenze che potrebbero avere emotivamente sulle persone. Se non ci mettiamo nei panni degli altri non riusciamo a capire dov'è il nostro limite, dove possiamo arrivare, e tante volte c'è difficoltà nel fare questo. Lo vedo anche nella clinica normale, insomma. Senta dottoressa, secondo lei questo polverone dove ci porterà? Che di fatto si è creato? Spero riflettere di più sulle cose e a comprendere un po' di più dove ci troviamo e perché siamo in un determinato contesto. Non voglio entrare sulla dunata si fa o non si fa, confesso che io sono molto legata alla dunata degli alpini perché ho un padre alpino, per cui ecco, non posso che essere legata a questa tradizione, però non so questo cosa porterà. Spero che smuova i politici a prendere a capire cosa si può fare dal livello legislativo su queste tematiche delle molestie e sulla difesa di chi viene oggetto di molestie di vario tipo, non soltanto donne, però su questo, cioè, magari partire dalle donne, ma non sono solo le donne purtroppo che a volte subiscono molestie. Tra l'altro proprio a causa di queste denunce di molestie sono stati un po' intaccati, no? I sistemi di valori dei quali gli alpini sono assolutamente portatori. Noi lo raccontiamo ormai da anni e anche noi come lei siamo davvero affezionati alle penne nere, li abbiamo visti anche impegnarsi insomma banalmente in questi ultimi 2 anni di Covid, quei valori. Allora lei ritiene che ultimamente che cosa stia un po' facendo come dire, crollare un po' il nostro sistema di valori? Mi viene in mente una Liliana Segre che chiede ad un influencer come Chiara Ferragni di invitare i ragazzi a visitare il monumento della Shoah. Quando non ci riesce la scuola, non ci riesce una persona come Liliana Segre, ma ci può riuscire un influencer. Ecco, secondo lei è una cosa positiva o è una cosa negativa? Qual è la lettura che possiamo dare a questa che è una notizia davvero di attualità? Allora, credo che Liliana Segre abbia bene in mente l'obiettivo che vuole raggiungere e credo che questo le faccia onore anche trovare nuovi strumenti per arrivare a questo obiettivo. È molto peggio che i ragazzi non arrivino mai a capire cosa è successo nel passato, piuttosto che magari farsi problemi nel fare qualcosa di innovativo. Quindi credo che sia molto moderna nel fare questo e che se i ragazzi arriveranno a capire qualcosa di in più, a farsi qualche domanda in più grazie a questo, ben venga anche questo strumento che non lo vedo poco etico. Perché piace così tanto Chiara Ferragni, secondo lei? Una domanda da $1 milione, ma perché Segre chiede a Ferragni e non ad altre istituzioni, voglio dire, di portare i giovani a visitare il monumento della Shoah? Ha visto in questi anni che ha molto seguito in età molto diverse e da molti anni rispetto ad altri che magari hanno più hanno effetto su una nicchia più dettagliata. Ferragni e Fedez hanno un popolo molto ampio che li segue e danno fiducia. Lei ritiene che sia un po' cambiato, no? Per fare un po' un parallelismo dalle donne che denunciano le molestie a una Chiara Ferragni che può essere il pifferaio magico che porta i giovani a visitare il monumento della Shoah. Ritiene che anche il modello femminile stia evolvendo in questa nostra nuova società che guarda al futuro? È inevitabile che pian piano la figura evolva e soprattutto è importante che le donne si sentano libere di essere quello che vogliono, di poter essere il modello, avere un ruolo che preferiscono avere e non sentirsi obbligate ad essere mogli, madri o lavoratrici, e quindi il modello sta sicuramente evolvendo e vediamo dove ci porterà.
Infatti in questo periodo si discute molto di parità di genere con le nuove leggi, il Family Act, insomma, però le donne continuano a non riuscire ad arrivare per la maggior parte delle volte ad avere livelli di carriera pari a quelle degli uomini. C'è sempre un gap, questa sorta di tetto di cristallo che non si riesce a rompere. Che consiglio si sente di dare alle donne di oggi che, non dico vogliono diventare influencer, ma vogliono realizzarsi? Di non rinunciare e di chiedere aiuto dove possono per essere sorrette dalla propria rete nel poter raggiungere i propri obiettivi. Certe volte le donne si sentono troppo sole, a volte purtroppo lo sono, però se possono chiedere, perché adesso ci sono reti anche nuove di socialità, non più quella familiare, ma quella anche amicale. E quindi di poter chiedere, di non demordere, di trovare soluzioni creative, un po' come abbiamo nominato la Segre, ha chiesto alla Ferragni, trovare anche soluzioni nuove, ma soprattutto non farsi prendere dallo sconforto, perché dal momento in cui non vediamo alternative non riusciamo a fare più niente. Poi ci sono situazioni molto difficili, molto complicate, in cui una persona sente di non avere tante scelte, purtroppo ci sono anche queste, ma a volte non ci alleniamo nel vedere le alternative e ci sentiamo chiuse. Quindi allenare lo sguardo appunto anche a poter provare a guardare a 360 gradi, no? Le alternative che stanno accanto a noi. Grazie Federica Sandi per essere stata con noi in nostra compagnia in questa lunga diretta di prima edizione con l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi.